Dopo la pioggia e gli allagamenti a Mestre e dintorni inizia la conta dei danni anche nella zona della Bissuola, una delle più danneggiate. Questo è il segno del 1984 che è stato il primo allagamento. Dopo hanno fatto dei lavori nel parco, delle condutture e quello un po' risolto parzialmente. Questo è il segno di ieri. All'indomani i residenti continuano a lavorare nei garage, ma non solo. Molti condomini in questo momento stanno svuotando garage, pulendo garage, perché non dimentichiamo che l'acqua che è venuta su e dai tombini e anche dal parco non è acqua piovana, ma è l'acqua dell'impianto fognario che diciamo, le tubature non sono riuscite a smaltire, quindi c'è anche un problema appunto di sanità pubblica in questo momento. Arriveranno a sanificare i garage, il tutto a spese nostre e come dire, andiamo avanti e teniamo presente che è la terza volta in 2 anni che questo condominio va sotto, non solo con l'evento eccezionale di ieri, ma anche altre 2 volte dove non ha fatto così tanta notizia, ma come dire, per noi è sempre un grosso disagio. Da anni i residenti attendono un intervento che non arriva. Il Comune aveva già previsto nel 2014 di raddoppiare l'impianto dell'idrovora qui dietro, che è l'idrovora di via Bissagora, che quindi avrebbe dovuto metterci in sicurezza tutta questa zona. Purtroppo però dal 2014 la giunta successiva poi ha deciso per altre priorità, ha spostato i finanziamenti su un'altra idrovora in un'altra zona e da allora noi attendiamo e periodicamente, come diceva Filippo, andiamo sotto. Andare sotto per noi non è solo buttare via le cose dei garage, che uno dice mazza mettetevele in atto e non rompete, ma questo condominio ha 5 scale con 5 ascensori a piano campagna, per cui vanno le fasce ascensori si riempiono e quindi avete quello che vedete, cioè 70 appartamenti abitati anche da fragili e persone anziane che non possono più muoversi per giorni finché la cosa non si sistema. Tutto questo ovviamente a spese nostre perché sono tutti interventi di manutenzione straordinaria. I soldi per effettuare le opere necessarie ci sarebbero, evidenzia il consigliere Gasparinetti. Abbiamo un avanzo di bilancio lì per 28 milioni di euro, 50 milioni di euro donazione al Qatar, 23 milioni di euro legge speciale. Stiamo vendendo tutti gli alloggi comunali a Spinea, sono altri 13 milioni di euro. Voi mettete in fila questi numeri e viene fuori una cifra che nessun altro comune del nord-est credo possa neanche ipotizzare, neanche nei suoi sogni più spinti. Ora, il problema è che qui sappiamo benissimo, e lo sappiamo da tantissimi anni, che la zona di fatto è diventato un bacino di laminazione e questo condominio diventa il bacino di eliminazione di tutto il quartiere. Non è accettabile che siano i residenti a dover pagare il costo delle piogge. Ma non è l'unico aspetto da sottolineare. Ispra ha mappato il territorio veneto e in particolare per la città metropolitana di Venezia sappiamo benissimo quali sono le zone a rischio inondazione. Sono 194.000 persone a rischio inondazione ed è lì che bisogna intervenire. Le autorità di bacino, la città metropolitana di Venezia, i comuni rispettivi, i comuni non possono fare tutto da soli, la regione Veneto. E qui bisogna mettersi intorno a un tavolo, Veritas compresa, e capire come evitare che questi fatti si possano riprodurre.